Buongiorno a tutti signori, si infiamma il calciomercato del Napoli, attenzione perché sono pronti due colpi per il nostro centrocampo, due colpi che sono italiani, come è italiano una punta esterna che Conte vorrebbe avere in vista della prossima stagione. Quindi attenzione perché ci avviciniamo al calciomercato estivo e il Napoli si prepara ad essere la regina sul mercato. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, Signori di Napoli, e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime mosse di mercato del nostro Napoli. Allora, signori, come sapete il Napoli resta primo a 3 giornate dalla fine di questo campionato, una stagione fin qui strepitosa del nostro Napoli, guidato dalle sapienti mani di Antonio Conte, tecnico salentino che rischia di vincere il suo primo scudetto. Lo scudetto insomma con il Napoli già dalla sua prima stagione sulla panchina azzurra, una rosa del Napoli nettamente inferiore a quella dei Juve, Inter e Milan, ma che sta facendo qualcosa di straordinario. De Laurentiis è sempre più affascinato e convinto di aver scelto Antonio Conte e Antonio Conte è innamorato perso della nostra città, infatti starebbe già programmando il prossimo mercato per rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione che vedrà il Napoli competere su più fronti e quindi sarà per forza necessario avere una rosa quantomeno lunga in modo tale da competere in maniera insomma forte, ecco, sia in Champions League che in campionato. In questo senso vi segnalo 3 nomi di giocatori italiani che Manna starebbe già iniziando a trattare con i rispettivi club. Il primo è Frattesi, centrocampista in uscita dall'Inter, doveva andare alla Roma a gennaio, salvo poi le richieste un po' esose dei Marotta fecero saltare la trattativa. Attenzione perché Frattesi preferirebbe andare al Napoli, che voglio dire, ovviamente direi, per essere allenato dal fuoriclasse Antonio Conte. Attenzione perché sempre a centrocampo vi segnalo anche il nome di Lorenzo Pellegrini in uscita dalla Roma, capitano giallorosso che ha rotto un po' con l'ambiente e vorrebbe rilanciarsi sempre in Italia in un club di prima fascia. Pellegrini è interessante perché a livello tecnico è molto valido, considerato da Antonio Conte perfetto per il suo schema di gioco e allo stesso tempo il prezzo non dovrebbe essere particolarmente eccessivo, quindi sarebbe un'ottima occasione di mercato. Quindi ecco signori, Frattesi più Pellegrini. Per l'attacco invece c'è un nome che piace un po' a mezza Serie A ed è quello di Orsolini del Bologna, 27enne, capitano del Bologna, autore di una stagione formidabile e un giocatore esploso definitivamente che in questo momento vorrebbe fare il decisivo salto di qualità. Il club rossoblu non lo tratterà quest'estate perché vorrà anche concedergli un po' un salto nella sua carriera e quindi diciamo che o lo fa adesso o non lo fa più e quindi non dovrebbe opporsi particolarmente alla sua partenza, sebbene il giocatore sia un elemento fondamentale per Vincenzo Italiano. Attenzione su Orsolini, vi registro un forte interesse del Milan, ma che è un po' alle prese con le varie problematiche legate alla panchina, al direttore sportivo e quindi Napoli starebbe un po' in un certo senso sfruttando questa occasione con Manna che ha già allacciato i rapporti sia con Orsolini che con il suo entourage. Quindi attenzione, Frattesi, Pellegrini e davanti Orsolini potrebbero essere loro i primi 3 colpi della nuova campagna estiva del Napoli. Attenzione perché signori sarà un Napoli stratosferico, vediamo intanto se riusciamo a vincere questo scudetto. Grazie per essere stati con noi.